Non ha mai parlato neppure nei maxiprocessi, ma adesso decide di rompere il silenzio. Svolta clamorosa nella strategia difensiva del boss Antonio Massimino, che in un quarto di secolo non ha mai detto una sola parola nei processi. Si apre bocca e per allontanare da sé l'accusa di essere uno stupratore o comunque di aver abusato di una donna. Si dice pronto a fare 20 anni di carcere, prendersi tutte le sue responsabilità, ma non può accettare l'accusa che alle sue orecchie suona come un'ingiuria di aver abusato di una donna. Potrei ammazzare chi schiaffeggia una donna, dice Massimino, ed è pronta a denunciare l'uomo che lo accusa, spiegando: mi ha proposto cose indicibili e ho rifiutato, deve darmi un mare di soldi, è un truffatore mafioso che vuole fare il salto e diventare collaboratore di giustizia. Queste le parole di Antonio Massimino, personaggio chiave nell'inchiesta Kerkent, a capo secondo gli inquirenti della famiglia mafiosa di Agrigento Villa Seta. Rompe il silenzio dopo l'accusa di un uomo mangione che racconta di essere stato sequestrato e minacciato con le armi e di aver visto violare la propria compagna. L'uomo che accusa Massimino avrebbe truffato il commerciante di auto Salvatore Ganci, acquistando una vettura con un assegno scoperto. L'imprenditore, per vendicarsi e tornare in possesso del mezzo, si sarebbe rivolto a Massimino. Mangione, con un pretesto, viene portato in un magazzino e sequestrato con la minaccia di una pistola. Nel frattempo il 28enne Gabriele Micché, gregario del boss, va a prelevare la donna a cui la macchina era stata intestata. Lì Massimino, secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'avrebbe palpeggiata nelle parti intime e si sarebbe denudato per strofinarle addosso i genitali. Massimino, assistito dal suo difensore, l'avvocato Salvatore Pennica, ha negato tutto. Al GIP Alessandra Vella, che lo ha interrogato per rogatoria al carcere di Contrada Petrusa, ha respinto questa accusa.